È morto il bimbo che nei giorni scorsi era stato scosso violentemente dalla madre perché non dormiva. A dichiararne il decesso la commissione tecnica che per 24 ore ha monitorato il piccolo, verificando che i danni cerebrali riportati erano troppo gravi perché si riprendesse. La morte all'ospedale di Padova, dove il bimbo era ricoverato in condizioni disperate. Clinicamente sapevamo già che il piccolo era in coma profondo e aspettavamo solo che la commissione per la definizione e diagnosi di morte cerebrale completasse il lavoro che è stato completato appunto ieri sera, per cui il piccolo è stato dichiarato defunto, deceduto. I genitori del bimbo hanno acconsentito all'espianto degli organi. Hanno dato il loro consenso perché gli organi del piccolo vengano utilizzati per altri bambini che eventualmente abbiano bisogno. I medici che in questi giorni hanno fatto il possibile per salvare il piccolo lanciano un nuovo appello affinché simili tragedie siano evitate. Prima di tutto riconoscere di essere in difficoltà e nel caso in cui ci sia questa situazione bisogna ovviamente chiedere aiuto prima di tutto a chi ci sta vicino o eventualmente a persone che possono essere come di supporto, psicologi o il medico di fiducia, o l'ideale sarebbe avere vicino qualcuno, qualche parente che ci possa dare una mano in queste situazioni. Secondo l'avvocato della madre del bimbo, una 29enne del Padovano, la donna non si sarebbe resa conto di quali danni avrebbe potuto causare il suo comportamento. Sarà ora la procura a modificare, inasprendolo, il capo di imputazione nei confronti della donna.